Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, fratis e surs, brati e insestre, oggi la nostra Chiesa goriziana è in festa per l'ordinazione di questi nostri figli. Matteo Marega, destinato a esercitare il ministero diaconale, Emanuel Millo, destinato a esercitare il ministero presbiterale. Lo Spirito Santo scenda abbondante su di loro, perché siano ordinati ministri di Cristo, servo, sacerdote e pastore. Scenda su di noi ravvivando i prodigi della Pentecoste, perché sappiamo essere nella società testimoni e profeti, conducendo tutte le genti a credere, a sperare, ad amare. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia del Signore. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Daias daia puestui. Rivadele di de Pentecostis, e erin tutti insieme in tal stes luc, quanche a bot arriva dal ciel un sunsur, come di un aiaron, che alliempla tutte le chiase la che erin a sta. Ur comparirin come tanti lenghis di fug, che si spartirin e all'erin appoggiasi sul chiav di ogni dun di lor. E restarin tutti in colmas di Spirito Santo, e attaccarin a fevelà lenghis forestis, da ur che il Spirito Santo ius burtave a fevelà. E ierin a Gerusalem in di religion di ogni gernazie, che esist so dal ciel. Sintut dut che il sunsur si ingromà une troppe di int, che resta scaturide a sintiu fevelà ogni dun tesso marilenghe. E ierin sconsortas e si disevin fur di sé, chei che fevelin, non sono duc Galileus. Ce mutise allora che ogni dun di no ius intin a fevelat tenestre marilenghe. Pars, Medians, Elamis, in de Mesopotamie, de Giudee e de Cappadoce, dal Pont e de Asie, de Frigie e de Panfilie, dall'Egit e di che par de Libie des bandis di Cirene, e Romans riplantas, Iudeus e convertis, Cretes e Arabix, ius intin a contate nestre lenghe lis bielis voris di Dio. Verbum Domini. Manda il tuo spirito, Signore, il tuo spirito a rinnovare la faccia della terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature,
benedici il Signore, anima mia. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo rivedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, nihče ne more reči Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu. Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje duha v korist vseh. Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi pri Kristusu. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Verbum Domini. In piedi cantiamo insieme la sequenza di Pentecoste. Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella calura di
Alle. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli ed accendi in essi il fuoco del tuo amore. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Verbum Domini. Si presenti colui che deve essere ordinato diacono. Matteo Marega della parrocchia di San Pietro Apostolo in San Pier di Sonzo, in esperienza pastorale a Gorgonzola presso la diocesi di Milano. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato. Rendiamo grazie a Dio. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero. Manuel Millo, della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Staranzano, in servizio pastorale presso la parrocchia di San Michele Arcangelo in Cervignano del Friuli.
Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. In un intenso passo della lettera ai Galati, l'Apostolo Paolo presenta il frutto dello Spirito contrapposto alle opere della carne. Un frutto che si articola in 9 elementi. Subito dopo l'amore, che giustamente tiene il primo posto, Paolo elenca in maniera significativa la gioia. La gioia cristiana che non è la semplice contentezza o l'allegria, ma qualcosa che riempie la profondità del cuore di serenità, di esultanza, persino di ebbrezza. E non per niente, nei versetti che proseguono il brano degli Atti che abbiamo ascoltato come prima lettura, si riporta la reazione della gente di fronte al parlare in lingue degli Apostoli la mattina di Pentecoste. Tutti erano stupefatti e perplessi, si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo. Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Sì, lo Spirito rende ebbri di gioia e così è anche per noi questo pomeriggio. Una grande gioia, perché oggi è Pentecoste. Una grande e incontenibile gioia, perché oggi, nel giorno che celebra il dono dello Spirito, finalmente dopo anni, 2 giovani della nostra diocesi vengono ordinati, Manuel presbitero e Matteo diacono. Tutti dobbiamo esultare di gioia, col cuore pieno di riconoscenza verso il Signore e verso i nostri 2 amici, vedendo che ancora oggi ci sono dei giovani disposti in piena libertà a dedicare la loro vita al Signore e al servizio della Chiesa. Pare qualcosa di sempre più raro, e non solo in riferimento alla vocazione presbiterale e diaconale, ma anche a quella matrimoniale e della vita consacrata. Concepire la vita come vocazione, come dono ricevuto da impiegare, impegnando la propria libertà, sembra essere qualcosa che è scomparso dall'orizzonte della nostra società. La vita oggi viene considerata come qualcosa di frammentato, un susseguirsi di esperienze, di emozioni, di sentimenti, di suoni, di immagini, spesso esibiti senza pudore sui vari social, e non più come un tutto unitario di cui essere responsabili. Esiste un passo dell'autobiografia di un grande teologo e pensatore tedesco di origine italiana che nel secolo scorso è stato educatore e punto di riferimento per generazioni di giovani in Germania e altrove, Romano Guardini, dove viene descritta la sua scelta di fede e anche di vocazione. Scrive così: mi sentii nell'animo come se portassi nelle mie mani tutto, ma veramente tutto, il mio essere, come su una bilancia che fosse in equilibrio, possa farla pendere a destra o a sinistra, posso dare la mia anima o tenerla. Manuel e Matteo hanno deciso da che parte far pendere la bilancia, da che parte orientare tutta la loro vita.
quella del Vangelo. E per questo siamo loro riconoscenti e ci auguriamo che la loro scelta coraggiosa sia di esempio per molti giovani e per molte ragazze della nostra diocesi. Ho detto scelta coraggiosa perché oggi ci vuole coraggio per essere cristiani e per esserlo nel ministero. Come sapete, non mi piace la troppa retorica che a volte si fa sul prete, ed è vero che diventare prete e prima diacono è impegnativo in ogni tempo e in ogni luogo. Vengo da giorni di assemblea di Caritas Internationalis e ho ascoltato diverse testimonianze davvero commoventi sulle difficoltà nel vivere oggi da cristiani e da preti in certi paesi dove ci sono guerre e povertà e anche dove la fede cristiana è perseguitata. Da noi non è così e dobbiamo riconoscerlo con molta sincerità. Però è vero che Manuel diventa prete, Matteo diacono e speriamo presto prete pure lui, in un tempo di grandi cambiamenti. Da tempo con grande lucidità Papa Francesco parla di cambio d'epoca e non semplicemente di un'epoca di cambiamento, e questo riguarda anche la Chiesa. In concreto non sappiamo bene come sarà il ministero presbiterale e anche quello diaconale in futuro, dove per futuro non intendo tra 20 o 30 anni, ma fra 5 o 10 anni. La Chiesa sta mutando, non ovviamente nei suoi elementi essenziali, ma nella sua forma e nel suo modo di intendere e vivere diversi aspetti, tra cui la stessa ministerialità. Viviamo ancora, nonostante il rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, sulla scia della Chiesa uscita dal Concilio di Trento e vissuta in secoli di cristianità. Ma ora tutto sta velocemente cambiando, che ne siamo o non siamo consapevoli. Possiamo solo intuire che stiamo andando, e lo speriamo, verso una comunità cristiana più consapevole del dono della fede, più capace di testimoniare il Vangelo, più sciolta, più libera, più ministeriale, più sinodale. Tanti più, ma anche, lo intuiamo già ora, con diverse meno battezzati, meno vocazioni, meno giovani, meno famiglie, meno risorse. E dentro in questa realtà, in trasformazione, tu Manuel sei chiamato a essere presbitero e tu Matteo diacono sulla strada di diventare presbitero. Immagino che abbiate un po' di timore e di preoccupazione, ma anche, ne sono certo, di fiducia e di voglia di inoltrarvi con la guida dello Spirito e in comunione col popolo cristiano su strade in parte inesplorate. Ci sono però dei punti fermi. Il Padre che ci ama e, come afferma Paolo nella seconda lettura, opera tutto in tutti. Il Signore Gesù che suscita, e sempre Paolo ad affermarlo, i diversi ministeri e lo Spirito che dona i diversi carismi, permettere di dire Gesù è il Signore, rende tutti un solo corpo ed è la fonte del ministero del perdono che il risorto, lo abbiamo sentito nel Vangelo, affida agli Apostoli. Il tutto per il bene comune della Chiesa. E c'è in ogni caso il popolo di Dio, dove siete e sarete inseriti, col suo senso della fede. Papa Francesco, ce lo diceva anche l'altro giorno noi vescovi, preferisce parlare di fiuto della fede. Il popolo che non si sbaglia nel trovare il cammino da percorrere. Ma anche il ministero nei suoi elementi è e sarà quello di sempre e viene espresso molto bene negli impegni che tra poco davanti alla comunità cristiana assumerete. Il servizio, l'annuncio del Vangelo, il celibato, la preghiera nella liturgia delle ore, la conformazione a Cristo per il diacono, la cooperazione con l'ordine dei vescovi, la predicazione della parola, la celebrazione dell'Eucaristia e del sacramento della riconciliazione, la preghiera assidua, l'unione a Cristo con la consacrazione a Dio
per la salvezza di tutti gli uomini, per il presbitero. A entrambi, poi, verrà richiesta la promessa di obbedienza al Vescovo, segno di comunione con la Chiesa particolare a cui vi dedicate, anzitutto col Vescovo, i presbiteri e i diaconi. Il ministero, infatti, non è qualcosa da vivere per così dire da solisti, ma in comunione, dentro la Chiesa concreta in cui si è inseriti, guidato dal Vescovo col presbiterio, rispondendo alle sue necessità evangeliche, mettendo a servizio di essa le proprie capacità, camminando con pazienza e disponibilità in modo sinodale con essa. E naturalmente non chiudendosi in essa, perché come afferma il Concilio, Presbyterorum Ordinis, qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli. La nostra Chiesa ha il dono e il privilegio di una lunghissima storia e tradizione di fede, come attesta questa splendida basilica in cui ci troviamo, ma non può accontentarsi di questo. È infatti impegnata a vivere oggi e nel prossimo domani, in comunione con le altre chiese in Italia, una maggiore unità di intenti e di attività, il primato della parola, una rinnovata cura dell'iniziazione cristiana di bambini e di adulti, una proposta di fede adatta alle nuove generazioni, una reale accoglienza verso chi viene da lontano e professa altre religioni, una carità che si faccia ascolto e concreto aiuto, una modalità più comunitaria di presenza nel territorio, quale quella realizzata dalle unità pastorali, una più diffusa ministerialità, una presenza più incisiva e testimoniante nella società. Come vedete, cari Manuel e Matteo, la vigna del Signore in cui lavorare è molto vasta e nonostante quello che pensiamo, i campi già biondeggiano per la mietitura. Non siete soli. Ci sono i presbiteri e i diaconi, moltissimi qui presenti, che vi accolgono con fraternità, affetto e simpatia e con cui condividerete il vostro ministero. Ci sono consacrate e consacrati che testimoniano una vera fedeltà al Signore e una dedicazione generosa al suo regno. Ci sono tantissimi fedeli laici, uomini e donne, che all'interno della comunità cristiana e ancora di più nei diversi ambiti della società testimoniano con la vita e la parola i valori del Vangelo. Vi auguro allora un buon cammino nel ministero e che la gioia dello Spirito sia sempre nei vostri cuori. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni.
Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani col dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero di diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale e a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire una coscienza pura, il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi in segno della tua totale dedizione a Cristo, Signore, custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli al servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la tua condizione, insieme col popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lodi di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì. Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli, che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato e del presbiterato. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, San Michele, Santi angeli di Dio, San Giovanni Battista,
San Giuseppe, Santi Patriarchi e Profeti, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, Sante Perpetue Felicita, Sant'Agnese, Santi Ermagore Fortunato, Santi Ilario e Taziano, Santi Martiri Aquileiesi, Santi Martiri di Cristo, San Cromazio, San Paolino, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua Santa Chiesa, ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo, benedici questi tuoi eletti, ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questi tuoi eletti, ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti, manda nuovi operai nella tua messe, ascoltaci, Signore.
dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisce e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, Dio, la nostra comune preghiera, accompagna col tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli, che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici col tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplici nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i 3 gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del Tabernacolo Santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori del ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questo tuo Figlio, che noi consacriamo come diacono, perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori del tuo popolo santo, sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servire, e giunga con lui alla gloria del tuo regno. Egli Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore, credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo Figlio, che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato.
Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita. Assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso i diversi ordini, con potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente col loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, Signore, il ministero nel secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione e con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi ministeri, perché il tuo popolo sia rinnovato col lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare, siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia uniti a noi, Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il suo unico popolo che avrà il compimento nel suo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore.
Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Di Ponzio Pilato, alle stat metut in cross, alle muart, alle stat sepulit, alle lat in sottiere. Sta od smrti, šel je v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondot pa prišel sodit žive in mrtve. La remissione dei
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Arcivescovo Carlo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Manuel e Matteo, che oggi ti sei degnato di promuovere all'ordine del presbiterato e del diaconato. Custodisci in loro i tuoi doni e rendi efficace con la tua grazia l'opera da te affidata al loro ministero. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Pater Nostre, Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è
Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per la distribuzione dell'Eucarestia, l'Arcivescovo e Don Manuel si porteranno nel corridoio centrale, mentre 3 diaconi, Don Matteo e altri 2 diaconi, verso questa navata. La tribuna
Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo. Le ordinazioni degli ultimi anni per l'Arcidiocesi di Gorizia vengono tutte dalla Bisiaccaria. Da San Piero e da Staranzan può forse venire qualcosa di buono? È stato un nostro prete che ci ha spiegato a me, Emanuele, il significato di questo fatto. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Il ringraziamento mio e di Emanuele non avrebbe la forza, da soli, di percorrere quella strada che dai nostri cuori conduce ai vostri, se non fossero inseriti in questo grandioso e unico rendimento di grazie che è l'Eucaristia del Signore. La presenza di questo mosaico ci permette di utilizzare un'immagine. Questa celebrazione, questo percorso, questa scelta, questa nostra stessa vita non è nostra, solo mia e di Emanuele, ma è nostra nella misura in cui appartiene sia a voi che a Dio. Ogni tessera che compone questo pavimento è stata accuratamente collocata nel posto che le era proprio, è stata levigata, è stata anche tagliata, è stata colorata, ognuna in una maniera sua propria. Tutto secondo la mente e la maestria dell'artista. Il nostro artista comune è l'unico e solo Dio. È Lui che ci colloca nel grande mosaico della vita. È Lui che ci ha scelti uno per uno. Vi preghiamo, io e Emanuele, di non considerare questa festa come solo nostra, cioè mia e sua, ma di tutti noi che siamo qui riuniti, di chi ci accompagna con la preghiera da casa e non è potuto venire, e anche di chi ormai lo fa dal cielo. Cosa saremmo io e Emanuele senza di voi? Io davvero
Non lo so. Mi azzardo anche a dire una cosa forse un po' scomoda. In questo mosaico trova il suo posto anche il mostro che inghiotteggiona. Hanno il loro posto anche le tessere di colore nero. E così ci siete tutti voi nel nostro ringraziamento e nel mosaico di Dio, nel mosaico della nostra vita. I rettori e i vicerettori, i padri spirituali, i professori, i seminaristi, i compagni di classe, i preti, i cerimonieri, i vescovi, i monsignori, gli amici di una vita e quelli che sembra che abbiamo conosciuto da sempre, i papà e le mamme, i fratelli e le sorelle, ogni parente, ogni persona, ogni incontro, perfino quelli che in questa vita tendiamo a chiamare nemici, ma che così non sono. Un grazie del tutto particolare va poi a tutti quelli volontari e a tutte le associazioni che hanno reso possibile non solo questa celebrazione, ma anche il rinfresco che aspetta tutti quanti alla fine della celebrazione. Una parte delle offerte che abbiamo raccolto abbiamo pensato che fosse bello andassero alle persone che sono state colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Abbiate cura di noi, aiutateci a rimanere sempre uniti a Cristo, vi vogliamo bene, preghiamo per voi, vi abbracciamo e vi diciamo grazie. Alziamo. Prima delle benedizioni, allora intanto prendo anch'io uno spunto da quanto ha appena detto Matteo, autorizzo anzi anche altre parti della diocesi di fare un po' di peccati se servono per creare un po' di vocazioni. No, questo è importante. Spero che l'applauso non sia i peccati ma le vocazioni, perché se no non funziona. No, abbiamo anche altri 3 seminaristi, speriamo qualche altro ragazzo, qualche giovane, magari di quelli qui presenti, abbia voglia di riprendere, perché io non voglio aspettare 9 anni, con Matteo sicuramente non aspettiamo 9 anni, 9 anni fa c'era Don Giulio, che tra poco riceve, ma ho visto anche il padre Aldo che è arrivato dal Messico, e anche lui 9 anni fa, sono contento di ricordarli, ma adesso continuiamo con tanto impegno, come diceva adesso Matteo, sentendosi davvero il corpo di Cristo, no? Che cresce, ognuno col suo ministero, ognuno con la sua voglia di seguire il Signore, con la sua fede, con la sua testimonianza. E quindi continuiamo davvero con tanto coraggio e anch'io saluto, ma poi saluterò anche la mamma di Manuel, i genitori, i parenti, i fratelli, un po' tutte le persone, tutti gli amici che sono qui attorno. Ci sono anche 2 sacerdoti anche di Gorgonzola, mi pare anche qualche gruppo di Gorgonzola che è venuto dove Matteo sta concludendo un po' la sua esperienza pastorale, e ringraziamo davvero un po' tutti perché il Signore ci aiuti e ci accompagni. Per questo chiediamo la benedizione solenne di Pentecoste. Uso quella che c'è scritta anche sul libretto, ma farò una piccola modifica, vediamo se vi accorgete. No, devo ringraziare anche il cerimoniere, mi ha detto, capito bene? Giusto? No. Col permesso del cerimoniere. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito, vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, appassionati nella carità, uniti nel cammino verso la visione beata del cielo. Amen.
e su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Diamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.